A parlare il questore De Poli. Prego. Grazie Presidente. Cari colleghi, sottopongo oggi alla nostra attenzione e all'attenzione dell'Aula un tema che sta a cuore ai cittadini, al di là delle bandiere politiche. Parliamo di sanità, quindi di diritto alla salute. In Veneto, in provincia di Padova, la casa di cura di Abano rischia di essere declassata da ospedale a struttura integrativa, appunto nella rete ospedaliera pubblica. In parole povere, cosa comporta? Comporta una riduzione di servizi, quindi una penalizzazione per i nostri cittadini, vuol dire riduzione del numero delle prestazioni erogate e anche sia i cittadini residenti anche tutti i visitatori di un'area turistica come quella delle Terme Euganee, più di 3 milioni di visite all'anno. Vuol dire chiudere il pronto soccorso che ogni anno registra 38.000 accessi. Rischiamo di chiudere anche la terapia intensiva, la traumatologia, l'ostetricia, la rianimazione e tutta una serie di altri servizi. Parliamo di numeri, ma anche di qualità, ma soprattutto di persone. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenas, l'ospedale di Abano è tra i primi in Italia come qualità dell'assistenza nell'ambito della chirurgia della prostata e della chirurgia del ginocchio. È impensabile che le centinaia, migliaia di turisti, circa 800.000 ogni anno, che visitano il bacino euganeo, debbano fare riferimento per i servizi di urgenza e pronto soccorso a strutture ospedaliere, come l'ospedale di Schiavonia o quello di Padova, che sono raggiungibili nelle ore di punta dopo più di un'ora. Non si toccano i servizi ai cittadini. Come si può pensare di chiudere una struttura che registra 42.000 utenti all'anno? Alla Presidenza e a tutti voi, cari colleghi, intendo porre questa situazione che, ne sono certo, è solo un esempio di disinvestimento rispetto al nostro sistema sanitario, che necessita di un piano di intervento strategico, possiamo dire di un piano Marshall. Quindi mi avvio alle conclusioni, ponendo all'attenzione di quest'Aula il tema della spending review in sanità. Bisogna cambiare rotta, non è possibile disinvestire sul diritto alla salute, bisogna tornare a investire sulla salute dei nostri cittadini. Credo che questo sia un tema da cui non possiamo prescindere, come dicevo all'inizio, a prescindere dai colori e dalle appartenenze politiche. Lo faccio perché, come è noto, a livello nazionale ormai da anni si registra una pesante carenza di medici, infermieri e personale sanitario, sia nei nostri ospedali al nord che in quelli al sud. Da parte della maggioranza, allo stato attuale, c'è un'assoluta mancanza di strategia per difendere il livello di qualità e di eccellenza del nostro servizio sanitario nazionale, che in tutto il mondo, nonostante le criticità, le differenze a livello territoriale, ci invidiano. Stipulare dei contratti ai medici in pensione, come sta avvenendo in questi giorni in alcune regioni, questa è sicuramente una soluzione, ma è solo una soluzione tampone, che ad esempio la Regione Veneto, ma come dicevo non è l'unica regione, altrettanto lo stanno facendo in Molise e in altre regioni, ha individuato per ridurre il danno. Il problema della carenza dei medici permane. Lo dicono i numeri. Secondo la NAO, la SOMED, in Italia nei prossimi 5 anni mancheranno 45.000 medici. Sempre secondo le associazioni, stando ai recenti dati dell'Eurostat, negli ospedali italiani nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100.000 abitanti, cifra che sale ad esempio in Francia a 264, in Germania a 237, in Spagna a 227. Ma la situazione nazionale rischia di passare a 181 medici ogni 100.000 abitanti entro il 2025, una situazione che non può reggere per la sanità, per la salute dei nostri cittadini. Quindi bisogna rivedere il sistema di formazione dei medici, delle nostre università, del numero chiuso, investire più risorse nelle scuole di specializzazione e serve anche un nuovo modello del servizio sociosanitario, serve più personale parasanitario. Oggi i medici passano troppo tempo a occuparsi di burocrazia. C'è un problema di risorse e investimenti. Disinvestire sul diritto alla salute è una scelta sbagliata. Vi ringrazio per l'attenzione.